La crisi delle tonnare. La concorrenza dell'industria ittico-conserviera estera e la diminuzione dei consumi locali determina la crisi delle tonnare siciliane, che alla fine dell'Ottocento riducono del 40% il prodotto lavorato. Questo è l'ingresso dei tonni nella camera della morte, sollevamento delle reti, la mattanza e la lavorazione dei tonni. Ancore salpate di una tonnara ormai in disuso dal primo decennio del secolo. L'evoluzione dei trasporti alla fine dell'Ottocento fa giungere persino in Sicilia il prodotto delle miniere di salgemma, provocando una gravissima crisi delle saline. L'imbarco del sale con i piccoli velieri chiamati schifazzi. Le saline e i lavoratori del sale di Trapani. Il terremoto di Messina del 28 dicembre 1908. Un terribile terremoto distrusse il 28 dicembre 1908 le due città di Messina e Reggio Calabria, provocando 60.000 morti e 80.000 profughi, di cui, secondo stime recenti, almeno 20.000 si diressero verso il continente americano. Ci furono circa 60.000 vittime. La via Primo Settembre, prima e dopo il terremoto. I profughi partono dal porto di Messina. La notissima immagine del sismografo che ha registrato alle ore 5:21 del mattino del 28 dicembre 1908 la terribile scossa che distrusse Messina e Reggio Calabria. Questa è una vista del porto di Messina prima del terremoto e dopo il terremoto, con la banchina del porto sprofondata e alcuni palazzi crollati e le persone che aspettano per l'imbarco con i sacchi. Questa serie di disastri economici e naturali fanno concludere al professore Saia che l'emigrazione siciliana è il risultato dell'accumulo di tutti questi disastri in Sicilia, ma in realtà di fronte alle brutte navi, alle piccole vele per l'imbarco del sale ci sono i grandi piroscafi, ci sono i 99 piroscafi dei Florio, l'industria che si consolida in Sicilia, i cantieri navali. Di questo qui non c'è traccia in questa mostra, si fa solo l'elenco dei cambiamenti storici economici senza parlare dell'industrializzazione dell'industria che funzionava in Sicilia. Si fa giustamente una giustificazione dell'emigrazione senza tenere conto di tutti gli altri fatti positivi che accadono in Sicilia in quegli anni. Soprattutto per quanto riguarda il cambiamento industriale in Sicilia, quando l'invasione piemontese produce in Sicilia un blocco totale dell'evoluzione nell'industria, e questo è il vero problema della Sicilia. L'inserimento del nuovo governo italiano produce questo sfruttamento feroce della popolazione che viene praticamente schiavizzata e che viene utilizzata nelle industrie e nelle cave con sistemi
di schiavitù incredibili e quindi senza nuovi investimenti nell'industria che fa crollare la produzione siciliana perché non è più in concorrenza con quella straniera. Quindi qual è il vero motivo del fallimento dell'industria estrattiva? È il fatto che gli occupanti preferivano sfruttare i siciliani piuttosto che trasformare l'industria in un'industria moderna facendo degli investimenti.